Serie B-Win. Appassionati. E confronto tra due capolista, il Sassuolo primo in classifica dalla prima giornata, il Novara che ha fatto più punti di tutti nel girone di ritorno. Talento, organizzazione, giovani interessanti al Piola e match tra quanto di meglio possa offrire il torneo in questo momento. Appassionati della Serie B-Win, un saluto da Ricky Buscaglia, benvenuti alla 35esima giornata. C'è anche il commissario tecnico dell'Under 21 Davis Mangia per assistere a Novara Sassuolo. Fischietto tra le labbra, fischia Marchiori. Attacca il Novara con la soluzione da fuori e con il gol che apre la partita dopo nemmeno 70 secondi ha segnato il più giovane in campo, Bruno Fernandes. Novara 1, Sassuolo 0. Benvenuti al big match. Buzzegoli, conta i passi, parte e raddoppia! 12esimo, ha spolverato l'incrocio Buzzegoli. 18esimo gol realizzato dal Novara da fuori area. Spaventosi. Tre in barriera per Bardi. Va Berardi, conclude in porta! 2-1, rientra subito in partita il Sassuolo. Realizza un altro classe 1994 dopo Fernandes, tocca a Berardi. 15esimo, che partita! Stavolta traversone alto, vanno a terra un paio di giocatori. Contro cross, ancora per Pavoletti e autorete. È 2-2 a Novara, tra Novara e Sassuolo. Esulta Pavoletti, ma credo che l'ultimo tocco sia di Ludi. 2-2 dopo mezz'ora. Rivediamo. Cross e autorete di Ludi. Furto del pallone di Lazzari a Gazzola, troppo soft. Va via Lazzari, sguardo in mezzo, c'è Seferovic, raggiunto e para Pomini congelando il pareggio. E comincia il secondo tempo. È Troiano. Vuole la corsa di Berardi, pallone che sbuca, Berardi in zona tiro, si divora la rete del vantaggio. Versione basso sul primo palo, di testa si è abbassato Buzzegoli, poi Bardi. Buzzegoli, botta da fuori e traversa, ha scorticato la parte alta della traversa Buzzegoli a metà della ripresa. Break di Catellani, tocca il primo pallone, contropiede Sassuolo, Catellani vede l'inserimento di Berardi, Berardi salva tutto Bardi. Laribi, scivola Laribi, vuole la porta, Laribi la cerca, palla fuori di un paio di centimetri. Rientra Faragò, Marianini, traversone carico d'effetto, la vince il Novara, 3-2 in pieno extra time. Il colpo di testa vincente di Faragò al 48esimo, appena entrato in campo, secondo gol in stagione, il Novara batte il Sassuolo. Finisce qui, il Novara batte il Sassuolo 3-2, decide Faragò all'ultimo minuto